calciare, ancora cerca il campo, fermato, c'è fallo, forse no, è tutto regolare, il destro e arriva il gol nel numero 5 dell'Athletic Club ed è 1-0. Palla dentro, la tocca il portiere, sarà calcio d'angolo per l'Athletic. Batte il calcio d'angolo, arrivo di testa il numero 5. Ottimo stacco, anche il cambio di gioco. Adesso vuole provare ad andare via il contropiede dell'Athletic, trova bene in mezzo al campo, palla ottima lunga al numero 11 che prova la pressione sulla sinistra. Il sinistro! Fantastico il gol di Mattia D'Amico che porta l'Athletic Club su 2-0. Calcio punizione da lontano, tenta il destro, ottimo il tiro. Il portiere non riesce a tenere bene il pallone fermo e sarà calcio d'angolo che porterà sotto un gol il TF. Parte il destro basso per il pallone, si gira, rischia qui qualcosa, buono il tunnel del 10, palla in mezzo che scorre, palla al 9 il destro, ancora velleitario. Un altro tiro, altra azione pericolosa dell'ATF, l'ho sfruttata al massimo. Provare un altro tentativo a rosaterra, riusciranno ad alzare questo pallone. Infatti arriva, esce di pochissimo. Riesce a tenere in campo il numero 11, il destro dalla distanza. Anticipa bene il numero 7 che vuole provare ad andare via, salta bene il difensore, palla sul fondo, chiuso, battuta, hanno tentato lo schema della difesa alta rischiando qualcosa, attenzione il numero 9 che tira, non arriva nessuno su quel pallone. Calcio punizione, battuto alto e solo, è buono lo stacco di testa, battuta, calcio punizione, riparte da dietro ma rischia qualcosa perché attenzione che qui riesce a anticipare bene, attenzione perché c'è un brutto fallo, forse ultimo uomo e può arrivare anche il cartellino rosso. Perché è stata ottima e infatti arriva qui il cartellino rosso per il portiere dell'ATF, un intervento killer.